Sono purtroppo diversi gli incidenti che negli ultimi tempi sono accaduti nelle cantine vinicole presenti nel nostro territorio, incidenti talvolta gravi con lavoratori che hanno perso la vita mentre operavano all'interno di serbatoi, vasche e cisterne, disgrazie che spesso accadono quando il rischio è stato sottovalutato. Incidente mortale che non coinvolge esclusivamente il lavoratore, ma spesso coinvolge anche quelli che sono i soccorritori, che spesso sono, molto spesso, prima ancora che arrivino i vigili del fuoco, arrivano i colleghi che cercano in qualche modo, diciamo, di salvare l'operatore. È questo lo scenario raccontato agli addetti ai lavori durante l'evento La sicurezza in cantina, organizzato da Confagricoltura Treviso con il contributo della Camera di Commercio di Treviso Belluno presso la cantina Borgoluce. L'attenzione è molto alta anche in quest'ultimo periodo, anche alla luce di recenti eventi che sono succeduti con esito mortale. Basta ricordare quello che è avvenuto a San Polo di Piave qualche tempo fa, che ha determinato la morte di un enologo. Gli infortuni non mortali in agricoltura sono in calo in Veneto del 7,9% sul 2021. La marca trevigiana supera la media della regione Veneto, confermandosi provincia attenta e coscienziosa, con una contrazione del 9,7% sull'anno precedente. Per dare dei numeri, abbiamo avuto nel 2022 abbiamo avuto circa 450 infortuni non mortali e purtroppo un infortunio mortale. A livello veneto sono attorno ai 2300, di cui purtroppo 14 mortali. Però questi dati rispetto a quelli che sono gli infortuni in agricoltura a livello nazionale sono molto sotto la media nazionale. Negli anni si sta cercando di trasmettere la giusta prevenzione fondamentale per evitare altre sciagure sia nelle cantine vinicole che nell'intero comparto agricolo. Con uno spirito di creare una cultura della sicurezza e per informare e formare tutti gli operatori, sia i datori di lavoro che i lavoratori.